L'obiettivo della norma deve essere quello di semplificare gli iter burocratici per i cittadini, ma si deve essere equi anche nei confronti di quei cittadini che rispettano le regole ed evitare che le maglie vengano allargate eccessivamente, così come è stato fatto con gli emendamenti proposti dalla maggioranza. Tant'è che il testo così come è modificato non ci piace, evidenzia un dialogo unilaterale, visto che non c'è stata la chiarezza di dirci dove si voleva tendere. Il riferimento è chiaramente alle norme igienico-sanitarie, le quali allargano ulteriormente le maglie e spostano la nostra posizione dal voto di astensione espresso in Commissione a voto contrario. Non possiamo condividere nello specifico l'emendamento che rende abitabili vani che fino a questo disegno di legge non lo erano per via della mancanza del requisito dell'altezza per questioni igienico-sanitario. Si supera la sanatoria in sé con emendamenti che riscrivono le logiche dell'abitare, prevedendo la conformità alle norme igienico-sanitarie per i locali con altezza minima inferiore a 2,50 m fino ad un massimo di 2,10 m, così come per gli alloggi monostanza fino a un limite di 28 metri quadri per 2 persone. Per queste considerazioni esprimeremo voto contrario.